È la Giulia e lei è la nostra X. Lei che merita. Ah, adesso senza parole. Allora è arrivata la pasta. Ciao Mochette, belle. Oh, che bello. Insomma. Ah, da qua si lanciano. Non è neanche troppo leggero perché qua inizia il ciotolone. Buongiorno a tutti, ci troviamo a Lugo, quello è il costo. Quello che vedete lì è il monte Cencio. il Salto del Granatiere. Lugo di Vicenza. Solo che invece di fare il costo stiamo facendo questa strada qui. Prenderemo via Monti, adesso arriviamo a una fontana che facciamo anche una dronatina e poi andiamo a Bocchetta. Pau. Facciamo una strada alternativa, poco frequentata, in mezzo al verde e alla natura. In fondo lì c'è il Salto del Granatiere e Bocchetta Pau è dove c'è questo monte qua. Quindi noi adesso faremo il giro per così. Ciao a tutti, per capire dove siamo, dopo vi lascio la traccia GPX. In sostanza questo è il costo, barricatella, tornante 6, qua c'è la barricata. Bene, noi adesso siamo da questa parte qua, siamo a destra. Invece di fare l'autostrada qui, uscire a Piovene Rocchette e trovarsi al casello, sarà familiare ai più, casello di Piovene Rocchette, a un certo punto si svolta per la strada pedemontana veneta. Questo tratto saranno 5 km credo, e si passa per qua Giuliano e Lugo di Vicenza. Per arrivare in questa strada, via Monte, qui c'è una fontana, fra poco ci arriveremo, l'ho usato come punto di riferimento. Dopodiché, in mezzo alla natura, in questa bella strada semisterrata, arriveremo alla Malga Serona, vista mozzafiato, non vi svelo nulla, e Bocchetta Pau. Anche lì strapiombo è perdifiato, dalla Bocchetta si può vedere il costo dall'alto, oltre che il Monte Cencio, Salto dei Granatieri e una Madonnina commemorativa. Torniamo alla nostra via Monte e proseguiamo con il video. Andiamo a destra via Roma, Casette, Calvene. Passiamo in salita, può sentire dallo sforzo. Guarda qua. Ah, questa è una fontana, eccola qua la fontana. Solo che volevo dronare e qua non posso dronare. Fontana per la patria. No, qua. Siamo colpito di continua. E niente, da qua, vedi, 38 minuti Bocchetta Pau. Località Malleo. Dovevo dirlo. Dunque, qua, Malleo. Si può fare una dronatina a Malleo? Iniziamo a vedere il panorama. Ma guarda qua. È la Giulia e lei è la nostra X. Bello, qua sotto cosa c'è? Il nulla. Che ore sono? Quasi l'una, mancano 7 minuti. Allora facciamo una sincro. Aspetta. Bene. Qua rido perché ho confuso Giulia, errore mio. Sincro 1. Questa è la sincro 1. Mancano 38 minuti alla Malga. Ti prova tesoro? 1, 2, 3, prova. Molto bene. Ok. Bene. Monta pure. Ok. E si parte in salita.
25 minuti se magna, anche perché è lunedì 19, sperando di trovare posto. Andiamo alla Malga Serona e una volta mangiato andiamo a Bochetta Paù. Oggi abbiamo attivato tutto: la Insta, la videocamera, la reflex, il drone, i microfoni. Comune località Monte, e questa è via Monte. Ti sta piacendo questo giro, Giulia? Eh sì. Quanto? Poi Ogni tanto mi arrivano testate. Fatta male? no. Dicevamo con Giulia prima che sarebbe bello abitare almeno a Vicenza. Guarda qua, per essere vicini alla montagna. Invece ogni volta ci tocca venire da Mestre ed è un'ora di autostrada. Però anche questo direi che merita il paesaggio, la vista, il panorama, il filo spinato, le mucche, Che asinelle mi sa. anche gli asinelli, Sì. anche i tornati ci sono. Piano pianello, ci ricordiamo con calma. Va. Oh! Passata la macchina mi ha rovinato il momento. C'era l'asinello che si stava ruzzolando nell'erba. Spettacolo. Strada priva di segnaletiche. Guarda qua. Guarda, guarda. Guarda che meraviglia. Che meraviglia. Volevo evitare il costo stamattina perché c'è troppa gente che corre come i forsennati. Si è sempre a rischio perché ti trovi purtroppo motociclisti inesperti con mostri sotto il sedere, educati da 200 cavalli che poretti non sanno gestire, e te ne accorgi poi quando sei in strada. E il problema è che fa male loro e vanno contro gli altri, macchine, moto. E l'ultima volta stavamo andando tranquilli, sono passati 3 moto a tutta velocità. No, non è il caso. Guarda Perché qua. tu non aspetti e ti passano e proprio ti fanno paura, no? Che tu puoi anche perdere un po' di controllo di moto per paura, perché non aspettavi. Sì, perché poi con le marmite truccate ti passa a 200 all'ora. Qua c'è Ghiaino, queste sono tutte strade un po' non molto frequentate. C'è, ecco, odore di bosco. Odore di bosco. Anche casette. Vai per Genzianella. Prendiamo nota, amore. Oggi siamo proprio contenti. Spero di trasmettere questa sensazione. Che ieri ha piovuto, oh, che bello. Ed eravamo un po' a fare nulla, a riposare. Che anche il riposo è sacro. Che lavori tutta la settimana e ti riposi il sabato. E pensavo proprio a questo video di oggi. Sarebbe stata una bella giornata e siamo qua. Pensate che oggi è domenica, è il 1° settembre. No, 31 oggi. È il 31 agosto? Ultimo giorno d'estate Hai per ragione. me. No, per Italia no, in Italia no. Ancora 22, Sì, ma 22 settembre inizia per dire che ancora insomma c'è caldo e quindi la gente sono senza parole. Si riversa sui monti, però a parte qualche ciclista qua, poche macchine. No, ma si sente che l'estate sta finendo. Non è caldo come estate. Ti sta C'è bene qua? autunno. Abbiamo parlato prima che per Emiliano va benissimo autunno, che gli piace. Sì. Contentissimo, eh? Io invece un po' depresso, sono di mortale. Perché la Giulia vorrebbe un po' più di caldo per andare a mare. Caldo, sì. Immaginatevi fresco, odore di bosco. Bellissimo qua. Non eravamo mai stati. Legna. Vediamo se la X tiene la terza in salita.
Oggi abbiamo il bauletto, mamma mia, guarda qua. Il bauletto a pieno carico. C'è dentro di tutto. Peserà un 6-7 kg. Zarin, ghiaino. Ah, ecco, di là si va al Madonna, come si chiama? Il punto panoramico, Casello del Guardia, dove siamo andati quella volta con Christian. Si vedeva tutto il panorama e non c'era posto. Ah, capito. Christian è il nostro amico che ha l'Escape rossa, ha fatto un video sul canale un paio d'anni fa. Siamo venuti qua, però abbiamo fatto tutto un tratto di sterrato partendo da Turcio. Oggi invece facciamo una strada semi normale, al contrario, che ci sarà un bel punto panoramico fra poco. Ciao, pian pianeo. Sterrato, lo ricordo, la gomma è una Continental TKC 70. Qui ci siamo trovati molto bene. Lavori forestali, 30 all'ora si può andare. Che vista! Felicità. Che cosa si può volere di più? Guarda che vista. Meritava una pausa. Mm? Ti piace? Bene. Ah, ma qua abbiamo fatto foto con Christian. Brava. Ma proprio in questo punto. Eh sì, è un bel tratto questo, sterratino bianco, leggero. Wow. Fino al da novembre ad aprile, quindi è adesso aperto. Andiamo a sinistra. Ah, e qua trincee. Mamma mia, guarda che spettacolo. C'è anche l'aereo, l'Aliante, senza motore, eccolo qua. Hai visto? No, guarda che cammina. Ciao, bella. Ma è un toro? Ah, sì? Non lo so. Bello. Guarda che meraviglia di posti al laghetto con le macchine. Famiglia Nicoli. Una vista inaspettata. Ops. E qua c'è la moto in mezzo però. E qua? Oh, accidenti. Non so se si può mettere sopra. Qua no. Che io la metto per lungo. Non si può parcheggiare qua? Ok. Guarda che piccoli. Ma guarda che enormi. Che piccoli.
Che piccolina. Gnam gnam. Sì, sì. Bambino. Beh, amore, direi che è un colpo di fortuna questo. Sì. Ok, adesso andiamo a vedere se c'è posto. Bene. Allora, qui ho lasciato questa simpatica sequenza per fare pubblicità gratuita alla Insta, perché è difficile, a volte bisogna fare reframe, è un po' complesso, però vale veramente la pena. Perché questo? Perché nella sequenza qua dei ragazzi, vedete, in questa sequenza dove si vede la ragazza che toglie la corda e la rimette, io non mi ero accorto del personaggio, me ne sono accorto grazie alla Insta guardando dopo il montaggio per fare reframing. Ho parcheggiato la moto, ho visto questi ragazzi che erano entrati dove abbiamo parcheggiato noi, sono andati dietro, c'erano maialini, sono andati a vederli, curiositi, e non capivo perché sono usciti e ci hanno chiuso la corda, magari gli danno fastidio le moto, oppure sono educati, l'hanno trovata chiusa, la vogliono rimettere, però io a memoria ho detto siamo entrati in moto, non c'era nulla da aprire. Mi sono accorto dopo del personaggio che è arrivato in macchina, probabilmente qualcuno del posto. Cosa posso dire? Mi scuso se abbiamo messo la moto lì, era strapieno, era domenica, pieno come un uovo, non c'era un posto. Moto avete visto insomma come erano messe, per disperazione ci siamo messi là, ripeto, mi scuso se abbiamo dato fastidio, mi sembrava una sequenza simpatica. Se non avessi avuto questa non mi sarei accorto del personaggio che chiudeva la sbarra, magari sarei rimasto tutto il giorno infastidito con la tipa che poreta per uscire ha dovuto aprire e chiudere la corda. Volevo rendervi partecipi di questa cosa, comprate una Insta360. Allora, è arrivata la pasta. Siccome c'era un'ora ad aspettare, siamo andati allo spazio. Potevamo comprare affettati, pasta e altre cose. Ho preso la pasta e siamo messi comodi tranquilli a mangiare questo panorama. Profumo. Ma veramente la vera Il bello di venire con la moto che abbiamo potuto metterla qua dietro. Adesso facciamo questo piccolo tratto di sterrato e poi andiamo verso Bocchetta Pau, però il piccolo problema è questo. Avete mai visto una capretta che si gratta la testa col fil di ferro? Mochete. Ma che bello sto carro. Ma guarda che visione. Ok tesoro, monta pure. Sei? Bene. C'è il motore che lampeggia.
Come ti senti tesoro? Non abbiamo acceso. Ah, non abbiamo acceso? No, non ha il tuo a posto. Ho dimenticato di accendere gli interfoni. Accorgi. Regione Veneto. Con te? Aspetta perché si è spento il mio. Power on. Bluetooth connected e l'ultima roba che dovevo fare. Intercom mode. Adesso? Guarda le nuche che si abbeverano. Non con te. Ciao mucchette, belle. Oh, che bello. Scusa, ma guardate in Dio. Quello là. Drone? No, Dronare? no, vedi che là c'è proprio partono da qua, mi sa. Non è che con te? Ah, da qua si lanciano. Mm. Da qua si lanciano. Lanciavano, adesso mi sa che è quella vecchia. Ancora che c'è il sole, un pochino scalda, un pochetto di più. Qua il limite è a 90 all'ora. Sì. Bella panorama. Amico, un Ma po' c'è una annoiato. panchina grande. Non ho capito tesoro. Ma io e te ci stiamo sentendo con l'interfono? No, E tu hai su interphone mode? è connesso con forse. Questa targhetta parla della seconda guerra mondiale. In questa zona del Pau, nella notte tra il 12 e il 13 agosto 1944, venne paracadutata la missione italo-alleata comandata dal maggior John Wilkinson, caduto nel marzo 1945 a Tonezza. Collaborò strettamente con le formazioni partigiane del Veneto e del Vicentino e contribuì alla caduta della dittatura nazifascista portando la libertà e pace all'Italia. Comune di Caltrano, 12 agosto 2012. Qua la nostra escape. La Giulia faceva notare che qua fanno le posticine. Per parlare Giulia, Busafonte. Che tappa va bene. Adesso andremo lì, dove c'è quell'oggetto commemorativo. Da qua sotto si sentono le moto che vanno sul costo. Farfalla che ci viene dietro. La moto l'abbiamo lasciata lì e adesso andiamo, finalmente siamo arrivati qua. Ah, c'è il deltaplano. Madre, aiutaci. Un po' ripido da qua sopra. Vedete il forte vento che c'è, taci che abbiamo Big Cat. Ecco, quello è il costo e si sentono le moto. Ecco, quello lì è il Monte Cencio, Salto del Granatiere. Ciccia. Adesso andiamo a vedere cosa c'è di là. Adesso passiamo da questa parte. Questa che sembra una panchina invece è una scala. Sì, forza amore, salto della staccionata. Occhio. Sì, pericolante. Andiamo a vedere che c'è qua.
Potremmo andare là. Senti cosa c'è di rumori. Senti? Monte Cencio. Ma bellissimo. Guarda foto. Beh, e qua c'è un certo impatto. Stare attenti qua, lo strapiombo qua sotto. Quella lì deve essere la barricata 10. Vediamo se riusciamo a identificarla. Sì, quel tetto rosso. E la barricata 6 invece, ed è lì. Vedete la curva e quello spiazzo, quel parcheggio. Ok, e là non mi fiderei. Si potrebbe andare, ma col casco, e poi là sotto c'è lo strapiombo, non vale la pena di rischiare la vita per questo. Ma nel frattempo siamo venuti da qua. Allora, vedete lì? Quindi qua abbiamo il costo alla nostra destra, qui in basso. Quella è l'autostrada e se guardate un attimo bene, lì c'è l'uscita proprio Piovene Rocchette, c'è il casello. Quello che dopo da Chiuppano si fa il ponte, si passa, si va col collo del Cencio, si sale sul costo. E noi oggi lo vediamo da qua. Fantastico. Concludiamo qua il video, tesoro. Direi che facciamo stop. Concludiamo qui il video, quindi non vi annoiamo con la strada del ritorno. Vi diamo un saluto da Bocchetta Pau. Se il video vi è piaciuto mettete pure un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao. Ecco, strada del ritorno, stiamo andando a fare il costo. Bellissimo qua. Qua ragazzi, attenzione, lo dico sempre, non guardate troppo in giro quando c'è il filo spinato, perché qua anche sul Monte Grappa spesso c'è il filo spinato ed è un attimo, poi uno guarda a destra, la moto va a destra e si trova agganciato al cavo. Qua ci fa fare un pezzo di sterratello. Sterrato inaspettato nel bosco. Non è neanche troppo leggero perché qua inizia il ciotolame. Pochi, ma ci sono. Il tombin. Oh, caspita. Sì. Cambiamola qua al pipistrella. E Giulia che ride. Guarda qua che sterrato inaspettato oggi. Perché non si spegne tutto. Allora qua siamo in discesa, lo ricordo, una bella curva in discesa, un tornante in discesa, pressione delle gomme un po' più bassa. Stamattina abbiamo visto un 2,20 davanti e 2,40 dietro, perfetto per lo sterrato. Ma che bello andare in moto nello sterrato di Asiago.